Resta la rabbia ma non c'è rassegnazione, l'autonomia si deve fare, il giorno dopo lo strappo a Roma, il governatore Luca Zaia incalza anche il premier Conte, basta, dice, agitare il tema degli interessi nazionali. Terza vittima della strada in 5 giorni nella Marca, a Chiarano un 39enne in sella alla moto muore scontrandosi con un'auto, era di origini brasiliane e padre di 3 figli. Una folla commossa ai funerali della 13enne di Casale sul Sile, travolta e ucciso da un'auto la settimana scorsa, il ricordo della sua passione per la scrittura, ora lo farai per gli angeli. Maturando di un istituto di Motta con la tubercolosi, eseguito il test Mantù su 28 tra compagni e insegnanti, 2 positivi ma la radiografia esclude il contagio. Inchiesta Veneto Banca, la Procura di Treviso chiede la restituzione dei beni all'ex amministratore delegato Consoli, l'amarezza dei legali dei risparmiatori, speriamo che il Tribunale di Venezia sequestri ciò che Treviso vuole liberare. 46enne insospettabile perito informatico di Montebelluna arrestato dai carabinieri, in casa trovate 12 piante di marijuana. Presentazione a Casugana della 29esima edizione di Suoni di Marca, 18 giorni di concerti sulle mura all'insegna della sicurezza e dei controlli. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali torna a parlare di autonomia. In primo piano è il giorno dopo lo strappo a Roma e le parole di fuoco delle ultime 24 ore. La rabbia resta, dice il governatore Zaia, ma non c'è rassegnazione, mentre il premier Giuseppe Conte tenta di ricucire lo strappo. Nessuno strappo nel governo, la riforma si farà in tempi brevi, anzi brevissimi. Il premier Giuseppe Conte getta nuova acqua sul fuoco e garantisce che l'autonomia sarà presto realtà. Ma tra Lega e 5 Stelle la tensione rimane palpabile e la rabbia per lo stop imposto dai grillini non si placa. Rabbia, guardi, ma sicuramente sì, però non c'è rassegnazione finché ci sono io, qui si parla di autonomia, non esiste che non si rispettano i veneti, non esiste che si viene meno la parola data, visto considerato che 2.328.000 veneti hanno celebrato un referendum, ci sono andati e quindi è giusto che arrivi la risposta, punto e basta, non ho altro da aggiungere. Presidente del Veneto che si attendeva dopo la firma del contratto di governo un iter più spedito per l'autonomia, caposaldo del programma leghista. Sinceramente tutti ci aspettavamo una velocità un po' più diversa, però è pur vero che adesso lo devono portare a casa. Se questo governo non porta avanti l'autonomia vuol dire che tutti abbiamo perso e arriverà qualcun altro che poi la porta avanti, ma io tifo perché sia questo governo, il nostro governo, a fare l'autonomia. Il premier Conte è tornato a mettere l'accento sull'interesse generale da salvaguardare da nord a sud. È un'opportunità che vogliamo offrire alle regioni che lo richiedono, a tutte le regioni, ma in un quadro di sostenibilità, compatibilità con gli interessi che rimangono nazionali, lo vorrei sottolineare. Inutile mettere sempre davanti la carota degli interessi nazionali, perché nessuno lede gli interessi nazionali e l'unità nazionale con questo progetto. Piuttosto mi aspetterei qualcuno che dice: ma com'è possibile che in alcune regioni del sud ho i cittadini che sono obbligati a fare le valigie e andare a curarsi fuori regione, andare in viaggio per curarsi? A lei sembra normale che bisogna andare in treno, in pullman, in macchina, in aereo fuori regione per curarsi? Se accadesse in Veneto io non esisterei neanche più. Le sembra normale che i ragazzi del sud abbiano meno possibilità di formarsi nelle scuole rispetto ad altri ragazzi? Che cos'è? Colpa di chi va bene? Se mal comune è mezzo gaudio, io mi chiamo fuori da sta roba. Allora, fatto salvo che l'interesse nazionale è rispettato, dateci l'autonomia. Dal tema autonomia alla cronaca con un altro incidente mortale, ancora una vittima in moto, un motociclista è caduto in tarda mattinata a Chiarano, vittima un 39enne padre di 3 figli. Terza vittima trevigiana della strada in soli 5 giorni. Alle 12:30 a Chiarano ha perso la vita un motociclista di 39 anni di origini brasiliane, Lucio Eder Zuanazzi. La sua Ducati si è scontrata con un'auto lungo la strada provinciale, via Magnadola, venendo sbalzato nel fossato. Il 39enne sposato e padre di 3 figli è morto praticamente sul colpo. Sono stati i vigili del fuoco di Motta di Livenza e i paramedici del SUEM 118 intervenuti con ambulanza ed elisoccorso da Treviso a scendere nel fossato per imbarellare il Centauro. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, Zuanazzi era già morto. Saranno ora i carabinieri a cercare di fare luce sulla dinamica dell'incidente e a indicare alla procura eventuali responsabilità dell'automobilista.
La vittima, che abitava a Chiarano, era consulente di un'agenzia che si occupa dell'ottenimento della cittadinanza italiana a figli e nipoti di emigranti. Solo martedì mattina a morire per un incidente analogo sulla Treviso Mare, a Meolo, era stato il 40enne Walter Ross, uno dei titolari del Celtic Pub di via Roma. In A27 era morto nell'incendio della sua auto all'altezza di Mogliano un giovane autotrasportatore, il 37enne Marco Gasparotto. I suoi funerali saranno celebrati domani alle 16 a Mansuè. Mentre oggi, nel pomeriggio di oggi a Casale sul Sile, un'intera comunità, tantissima gente ha dato l'addio a Gloria Simeonato, la tredicenne travolta la settimana scorsa da un'auto a Casale sul Sile mentre in bicicletta andava verso il Grest e poi morta dopo 5 giorni di lotta tra la vita e la morte in ospedale. Lacrime di rabbia per una fine assurda, così hanno aspettato per il feretro di Gloria Simeonato, la tredicenne morta dopo un incidente stradale mentre era in bici entrasse nel piazzale antistante la parrocchia di Santa Maria dell'Assunta, in piazza all'Arma dei Carabinieri. Centinaia le persone arrivate non solo da Casale sul Sile, ma anche dai paesi vicini per dare l'ultimo saluto alla ragazza gentile e dal sorriso bello come il sole. Su un banchetto all'ingresso della chiesa c'era la sua foto con su scritto «Ora scriverai per gli angeli e nuoterai tra le stelle» e un libro dove in molti hanno lasciato un commento per ricordarla. C'erano gli amici di scuola, la squadra di pallavolo dove giocava e tanti altri. Un silenzio rigato dai pianti dei ragazzi che hanno voluto accompagnare fino all'ultimo viaggio la salma di Gloria coperta da fiori colorati. 5 giorni di agonia e il cuore che si ferma. La tragedia colpisce la famiglia Simeonato, ancora oggi incredula e distrutta per aver perso la loro figlioletta. Sfilano mamma Oriana e papà Marino dietro la bara, per poi chiudersi nel loro dolore accanto a Gloria al centro della navata della chiesa. E oggi possiamo dire quanto ci manca, quanto importante è stata la sua presenza, vulcanica, dirompente, così come sapeva essere, discreta, attenta a tutti. Un'omelia, quella del parroco, a tratti interrotta dai pianti. Un'omelia intrisa di affetto nel ricordare la piccola Gloria morta troppo presto. Era una promettente studentessa e le piaceva la scrittura, tanto da essere premiata al concorso letterario Tu, io e i mondi possibili. Una storia dal finale maledetto che ha lasciato la comunità senza la loro figlia prediletta. E ora il nuovo caso di tubercolosi a Motta di Livenza, quello sullo studente delle superiori, un compagno di classe, un insegnante positivi, risultati positivi al test Mantoux, positività legata probabilmente a precedenti vaccini, le radiografie al torace sono risultate infatti negative. Studente di un istituto superiore di Motta di Livenza colpito dalla tubercolosi mentre stava sostenendo l'esame di maturità. È stata completata la lettura dei test Mantoux sui 20 compagni di classe e 8 tra insegnanti e contatti stretti, 2 i soggetti risultati positivi. Abbiamo eseguito su tutti i contatti stretti di questo giovane che ha sostenuto nei giorni scorsi, peraltro con esito positivo, la maturità in ospedale e che è già stato dimesso. Tutte queste Mantoux sono risultate negative. Questo era un risultato che ci aspettavamo perché l'infettività attestata dal laboratorio di questo ragazzo era molto bassa. Sono risultate positive solamente 2 Mantoux, una in un ragazzo già vaccinato e una in un professore forse già vaccinato. Entrambi hanno eseguito la radiografia del torace, queste 2 persone, entrambe queste radiografie sono negative. Faremo qualche ulteriore approfondimento, ma la vicenda in ambito scolastico si chiude qui, salvo la ripetizione delle Mantoux come da protocollo per tutte queste persone fra 2 mesi. Il caso dunque legato a un contagio familiare e non al focolaio epidemico alla scuola elementare di Motta risulta chiuso. Quanto allo studente proseguirà le cure a casa.
Il ragazzo sta bene, ha iniziato la sua terapia, la proseguirà a casa e ha sostenuto gli esami già dando evidenza di stare benino e come ho già detto guarirà. Adesso torniamo a parlare dell'inchiesta Veneto Banca con la Procura di Treviso che ha chiesto il dissequestro dei beni dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, una fortuna da oltre 45 milioni di euro che ora i risparmiatori, i loro legali, sperano venga nuovamente sequestrata dal Tribunale Civile di Venezia. Tutto questo mentre dall'onorevole di Forza Italia Raffaele Baratto arriva un allarme: troppo pochi 180 giorni per le pratiche di rimborso dei truffati. C'è un'azione civile di responsabilità pendente avanti al Tribunale di Venezia e in quella sede mi auguro che siano richieste e ottenute necessariamente misure conservative sui beni dei soggetti convenuti e tra di essi del ragionier console. Spera che la giustizia civile faccia ciò che quella penale sta lasciando andare. La professionalità gli impedisce di esprimere l'amarezza personale per la decisione della Procura di Treviso di dissequestrare i beni dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli e della moglie Maria Rita Savastano. Fadalti, da storico professionista del Palazzo di Giustizia di Treviso, non ha nulla da eccepire sulla motivazione tecnica che ha portato il pubblico ministero Massimo De Bortoli a chiedere il dissequestro di una vera e propria fortuna valutata dalla Guardia di Finanza in oltre 45 milioni di euro. A suo tempo il sequestro sui beni del ragionier Consoli conseguiva alla contestazione di 5 episodi che avrebbero rappresentato un ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza. Una consulenza fatta svolgere dal pubblico ministero al dottor Parisi, funzionario ispettivo della Banca d'Italia, ha concluso che queste operazioni sono state del tutto irrilevanti. Quindi, cadute le imputazioni, cadono anche i provvedimenti annessi e il sequestro preventivo è il primo tra questi. Tra l'altro, con questa decisione quasi si assolve pure l'operato di Banca d'Italia, che non sarebbe stata deviata da informazioni nascoste dalla dirigenza di Veneto Banca. Altro aspetto amaro di una vicenda che secondo Fadalti sarà consegnata alla storia come attacco all'economia del Veneto. Ma ben altri istituti di credito avevano e hanno situazioni peggiori, si pensi alla Monte dei Paschi di Siena che è stato salvato, si pensi alla Banca Popolare di Bari per la quale è in corso il salvataggio, si pensi a Carige. Ed è proprio sul salvataggio della Banca di Bari che ci sono le maggiori recriminazioni dei risparmiatori truffati, nei confronti di una politica che almeno sulle banche evidentemente sta privilegiando il sud al nord. Qui si è voluto colpire un territorio, una realtà e forse anche una politica. Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montebelluna hanno arrestato un 46enne perito informatico del luogo che a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 12 piante di marijuana, le vedete, di circa 150 grammi di analoga sostanza custodita in alcuni barattoli. Al termine della formalità di rito il 46enne è stato posto in regime di detenzione domiciliare. Adesso parliamo della questura e del questore di Treviso che fa un primissimo bilancio dei primi 4 mesi alla guida della questura di Treviso, lo fa anche in un giorno di importante novità per la questura e per la polizia a Treviso. Prevenzione del territorio e lotta alla criminalità, in particolare in quelle aree del Trevigiano dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli obiettivi del questore di Treviso, in carica dalla fine del marzo scorso, sono questi. Attenzione massima in quei quartieri dove maggiormente c'è la più alta concentrazione di immigrati e di attività illecite. L'ultimo arresto per detenzione e spaccio di cocaina ne è la dimostrazione che in alcune aree della provincia, come Conegliano, il livello di attenzione resta altissimo. Un bilancio tutto sommato positivo. Anche se ovviamente la piena conoscenza delle problematiche della sicurezza pubblica richiede un tempo ancora maggiore, comunque sono state assunte delle iniziative molto interessanti, soprattutto in materia di controllo del territorio, sia a Treviso che anche in provincia. Faccio riferimento a Conegliano, a un'area particolarmente sensibile che è quella del Biscione, che è stata sottoposta a controlli continui. Presentati anche i nuovi distintivi della Polizia di Stato. Alle 7 di oggi in tutta Italia, dopo 38 anni, il Ministero dell'Interno vara il nuovo look per gli agenti di pubblica sicurezza. A Treviso presentazione da parte del questore Vito Montaruli. Sta a rappresentare, o perlomeno a confermare,
il distacco da quella che è l'organizzazione militare per assumere in modo più completo, compiuto, i connotati dell'amministrazione civile. In previsione della manifestazione Suoni di Marca prevista a Treviso e presentata oggi in comune, il questore così risponde. Noi stiamo prendendo atto di delle decisioni che sono state assunte in quella sede e ci stiamo attrezzando, preparando per questa iniziativa. Avete sentito nel servizio, oggi è stata presentata l'edizione 2019 del Festival Suoni di Marca, all'insegna della sicurezza, dei controlli, ovviamente della musica e della festa, anche un controllo sulla viabilità. Ha cambiato la disposizione di chioschi e mercatini Paolo Gatto pur di far partire la 29esima edizione di Suoni di Marca. Un'edizione tutta in salita sotto il profilo della sicurezza, soprattutto da quando in cartellone sono state confermate le date di Max Gazzè e dei Village People, per le quali la previsione è di oltre 10.000 spettatori. Ecco perché della diversa disposizione dei gazebo. Abbiamo allargato i varchi, quindi il percorso dalla parte di Caccianiga sarà molto più ampio, avranno la possibilità di sedersi tutti lungo le mura, quindi abbiamo tolto delle panche o dei ristoranti che potevano essere quelli dalla parte di Porta Santi 40 e messi tutti lungo l'asse di via Caccianiga, quindi abbiamo alleggerito la parte di sinistra, cioè l'ingresso, con la zona mercatino e espositori, questo proprio per creare una sicurezza maggiore e una fruibilità maggiore dell'area. Del resto 18 giorni di festival per tutti i gusti, con nomi di peso come Omar Pedrini dei Timoria o Luca Barbarossa o ancora Eugenio Finardi, impone controlli ferrei che nelle serate clou saranno garantite da contapersone e forza pubblica in divisa e in borghese. Tutto per continuare a mantenere il festival sulle mura, nonostante da più parti siano giunte sollecitazioni per il trasferimento in zona dogana, e questo per dare un traino al commercio del centro storico. Noi vogliamo assolutamente che gli eventi siano più possibili vicini alla dinamica della città. Alcuni di essi sono in centro storico, alcuni di essi sono nei quartieri, ma soprattutto chiediamo il coinvolgimento perché in tutti gli eventi vi sia il nostro tessuto economico che la faccia da padrone. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi andremo a Silea per una vostra segnalazione. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo dall'Odico ad Antenna, dalle vostre segnalazioni. Ancora una volta il Sile e la Restera con un altro ponticello chiuso che di certo non ci fa fare bella figura con i cicloturisti, come ci racconta il prossimo servizio. Io sono passata 2 giorni fa ed era aperta, quindi non ho idea del perché sia chiusa adesso. Sul Sile continua la sagra dei ponticelli chiusi. Qualche settimana fa i cittadini ci avevano segnalato il passaggio di Villa Pendula, che peraltro ad oggi risulta ancora sbarrato, al quale va ad aggiungersi il ponticello tra gli ex mulini Mandelli e la centrale di Silea. Qui però non si tratta di passerelle in legno, ma di un vero e proprio e soprattutto storico ponte in cemento che da sempre viene utilizzato esclusivamente per cicli e pedoni. Certamente una brutta sorpresa per frequentatori e in particolare per i turisti, confusi da chiusure e mancati cartelli di deviazione. Non vi voglio giro così, ma non possibile. Certamente non una bella immagine per un territorio che ora più che mai punta al turismo con le colline del Prosecco, ma anche un vero e proprio disservizio per i residenti e in particolare per i disabili. Adesso non lo so se facciamo percorso. No, subito che torno indietro. Deve andare a fare tutto il giro per le buche, signore. Indicazioni che invece dovrebbero essere chiare per i cittadini che magari accetterebbero meglio la chiusura misteriosa. È un po' vecchiotto, perché è del 54, quindi un po' di manutenzione ci vorrà. Insomma un bel problema, intanto un altro pezzo di Restera è chiuso e la gente non sa dove andare. Chi vede, bisogneria preveda cosa che c'è, ma io so quanto che si prevede. Allora lo dico d'antenna per le vostre segnalazioni come quelle di chi ci ha chiamato per testimoniare la chiusura di questi ponti. Redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 08 98 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Diamo un'occhiata al tempo adesso per capire cosa ci aspetta per questo weekend. Il meteorologo Giancarlo Iaricelli ci parla di un tempo che sarà all'insegna della variabilità.
Anticiclone che con difficoltà dall'Atlantico si sposta su di noi, anzi si distrae facilmente, si è distratto, ha favorito una discesa di aria instabile da nord che ha dato vita a dei temporali. Naturalmente i temporali sono stati intensi perché l'energia sospesa nei bassi strati era forte, ora l'energia diminuisce, abbiamo ancora instabilità, ma i fenomeni, se ci saranno e ci saranno nei prossimi giorni, saranno meno intensi. Più in dettaglio prevediamo su tutte le nostre zone per domani una nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, anche con schiarite, ma nel pomeriggio potremo avere ancora qualche fenomeno temporalesco, non intenso e di brevissima durata, è più probabile naturalmente sui rilievi e a ridosso dei rilievi. Per domenica una pausa di bel tempo, quindi cielo in prevalenza sereno, il pomeriggio i soliti cumuli che si formano per il caldo che non danno effetto se non sui rilievi. Prolungandoci, visto che luglio è un mese importante anche per le ferie, dobbiamo dire che avremo 2 o 3 giorni di tempo stabile, poi purtroppo da mercoledì prevarrà ancora questa instabilità che sta caratterizzando luglio, che sarebbe il mese invece estivo per eccellenza, quindi avremo da mercoledì un peggioramento, quindi gli annuvolamenti saranno ricorrenti, anche purtroppo i fenomeni di precipitazione anche temporalesca, e ce li porteremo per diversi giorni, quindi arrivare fino quasi alla terza decade di luglio, ma speriamo bene, però queste sono le proiezioni. E per quanto riguarda questo fine settimana i venti saranno deboli, qualche rinforzo durante qualche temporale, ma ripeto più probabile sui rilievi, e le temperature, ecco, queste sono scese a valori normali e si manterranno su questi valori, quindi valori minimi intorno ai 17, 18, 19 gradi, valori massimi che sono al di sotto dei 30 gradi o massimo toccano i 30 gradi. Adesso ci spostiamo nel bellunese con le notizie da Belluno. Dal bellunese, più precisamente a Cortina, dove da quel 24 giugno, lo storico giorno del verdetto di Losanna, c'è un'aria decisamente nuova. Lo struscio in Corso Italia all'ora dell'aperitivo è più vivace del solito, il popolo dei vacanzieri, pure quelli mordi e fuggi, ha risposto anzitempo all'appello e la regina si offre di già in splendida forma. La stagione estiva si apre sotto i migliori auspici dopo l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. La svolta è decisamente alle porte. Devo dire che c'è un grande entusiasmo nella consapevolezza che ovviamente Cortina è sempre stata al centro dell'attenzione. Devo dire che dal 24 giugno le cose sono effettivamente cambiate, lavoriamo con un obiettivo veramente importante, internazionale, e sul quale ovviamente abbiamo un progetto molto serio. La risposta allo storico risultato è sotto gli occhi di tutti. Si respira un'aria molto positiva, infrastrutture che arriveranno sicuramente nelle prossime stagioni, quindi direi molto bene, siamo molto positivi. I commercianti, la gente, vediamo sempre Corso Italia, forse più affollato del passato. Sì, devo dire innanzitutto che la stagione è molto buona, quindi registriamo già da giugno una bella affluenza, molti stranieri, molte manifestazioni nel weekend, però devo dire che dal 24 giugno le cose sono nettamente cambiate, c'è un grande entusiasmo da parte di tutti gli operatori economici, ma anche ovviamente dai residenti e dai turisti che vengono a trovarci in stagione. È alle infrastrutture che si guarda con grande attesa, in primo luogo la viabilità della parte alta della provincia, su cui già si lavora per i mondiali di sci 2021, e poi c'è la macchina operativa che si muoverà per le Olimpiadi. Stiamo pensando al tipo di società che gestirà l'evento olimpico, siamo abituati a fare le cose per bene, per questo probabilmente abbiamo vinto anche questa candidatura, quindi la presidenza, l'amministratore delegato, le varie rappresentanze delle città e delle regioni appunto che sono all'interno del progetto, e ovviamente una serie di riunioni pensando ad una legge olimpica. Questo è il nostro obiettivo, che metta al centro ovviamente le due città, le due regioni, per avere tutta una serie di opportunità e di infrastrutture con tempistiche più veloci e anche ovviamente con una ricaduta a favore del pubblico ma anche del privato. E alle porte di Cortina sarà rifatto il look alla trampolino olimpico che svetta fiero ma ormai in disuso. Fra i pionieri del salto l'ex campione Amedeo De Zordo, classe 1939, ed è lui a raccontarci il suo primo salto a Cortina a 16 anni. Io avevo 16 anni quando ho fatto il primo salto al trampolino di Cortina. Possiamo dire che nella nostra nella nostra età, dei ragazzi che ho saltato all'epoca, io sono 39, gli altri erano 37, siamo stati i primi.
Amedeo Di Zordo aveva 16 anni quando saltò per la prima volta dal trampolino, lo storico trampolino di Cortina d'Ampezzo. Siamo a Zuel, frazione di Cortina che si prepara a vivere le Olimpiadi del 2026, trampolino costruito nel 1923, in disuso dal 1990, ma che ospitò le storiche Olimpiadi del 1956. Un'istituzione, un'icona, il trampolino, che in tanti ricordano anche sul grande schermo, protagonista dei film 007, Solo per i tuoi occhi, Fantozzi in paradiso e Vertigine bianca. Oggi si pensa a rifargli il look, pur se fra 7 anni i saltatori olimpici si cimenteranno a Predazzo. Saltare a Cortina? Chissà. Saltatori, ragazzi che saltano purtroppo oggigiorno li abbiamo soltanto a Tarvisio. Una disciplina ormai per pochi, ci dice lo storico portacolori dello Sci Club di Cibiana, mentre ci mostra fiero il volume realizzato in occasione dei 90 anni della società Fucina, dei grandi campioni del passato. Il trampolino di Cortina è un'istituzione, insomma, lo si vede entrando in Zuele, la prima cosa che uno nota è proprio la pista di partenza, sì, del trampolino. Sarebbe bellissimo se qualcuno ci mettesse mano. 20:10, fra pochissimo dopo il nostro telegiornale. Questa sera torniamo a parlare dell'autonomia bloccata e lo facciamo con Riccardo Barbisan della Lega e Nicola Atalmi della CGIL. E adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, anche se non mancherà una lieve instabilità. Vediamo dove nel dettaglio di sabato 13 luglio. Sul Veneto al mattino sarà soleggiato dappertutto, dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce acquazzone sui rilievi alpini che localmente potrà estendersi fin verso le pianure limitrofe, tuttavia meno probabile sulle aree costiere. Migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie con clima piuttosto mite, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra 26 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, col passare delle ore avremo i consueti temporali sulle Alpi, in sconfinamento anche alle aree pianeggianti limitrofe e anche fin verso le coste. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 25 e 27 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi vediamo saranno possibili dei fenomeni instabili soprattutto sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 27 e 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.